Guarda lì. Ma incredibile. Buongiorno a tutti, è il 19 luglio 2021, ci troviamo alle isole Svalbard, nelle terre emerse più a nord del mondo. E qui da queste terre che i famosi pionieri Amundsen, Nobile e altri grandi capitani animati dalla sete dell'ignoto, dell'avventura, sono partiti per raggiungere il polo nord geografico, che si trova a soltanto poche centinaia di chilometri da noi. Siamo quindi al polo artico, appunto a nord. Qui la fauna, la vegetazione, le specie animali sono caratteristiche proprio di queste zone, ed è proprio qui che la Terra, il pianeta, sente il cambiamento che opera con un effetto domino su scala planetaria. Che ci sia un intreccio fra l'attività umana e l'attività naturale, e che come questo intreccio modifichi, alteri la vita, le attività, è oggetto squisito di argomentazione, di riflessione filosofica, psicologica, scientifica. Ed è proprio per questo che sono venuto qui, perché affrontare un problema significa guardarlo coi propri occhi. Mi sono recato quindi al polo artico, nelle terre più a nord del mondo, per interrogare le persone che vivono e lavorano qui, che si tratta di ricercatori scientifici, sui cambiamenti globali. In che modo la globalizzazione, in genere i cambiamenti globali, stanno alterando e modificando la natura, l'uomo, la vita, la geografia, le specie animali. Per esempio qui l'orso polare trova la sua dimensione naturale. Una grande avventura, una spedizione al polo artico, con la sete e il desiderio di avere chiarezza e con la sete di avere conoscenza. Grazie. Una renna. Il problema adesso del riscaldamento globale, del cambiamento globale, di come l'attività umana può modificare, diciamo, l'intero pianeta, la vita, eh, è proprio qui che si sente in particolar modo, ed è proprio qui che viene studiata. Qui ricercatori da tutto il mondo vengono a studiare il clima, lo scioglimento dei ghiacci, ed è proprio da queste terre che noi cercheremo di capire il problema, sicuramente non di risolverlo, ma almeno di porre e far porre delle domande, perché il problema è oggi che tante persone non si pongono domande. Lo scopo della filosofia, del pensiero, in genere della ricerca, è porre e far porre domande.
Occorre porre delle domande non solo alle persone che vivono intrinseche a questa realtà naturale, ma anche alla natura stessa. Mi sono ben presto reso conto che per affrontare il problema dello scioglimento dei ghiacci occorreva fare l'unica cosa che nessuno vuole fare: interrogare il ghiaccio, il diretto interessato, e non con strumenti di misurazione, viti, molle e ingranaggi, ma con la parola, come se esso fosse non solo un'entità vivente, e lo è, ma addirittura una persona. Ma perché il ghiaccio si scioglie? Dopo tanto tempo a porsi delle domande, ho capito una cosa: la verità è il ghiaccio, la verità è la luce brinata del nord. Per questo il mondo intero è vittima del cambiamento, dello scioglimento dei ghiacci. È la verità a sciogliersi di fronte all'egoismo umano. La verità è il ghiaccio che si scioglie di fronte all'egoismo umano. Si può infatti affermare che dove c'è il ghiaccio c'è la verità, e man mano che la menzogna e l'inautenticità avanzano, si frantuma il ghiaccio. Il problema dello scioglimento dei ghiacci e dei cambiamenti climatici è stato affrontato dalla scienza dall'unico e dal solo punto di vista materiale, che ha considerato il ghiaccio solo un grumo d'acqua rappreso, anziché considerarlo per quello che è, un simbolo. I ghiacciai reagiscono inevitabilmente a quella che è un'epoca al declino, imputridita dalla menzogna e dall'avidità. Ja, klopt. Is it approximately 1/3 that's Oh ja.